Inevitabile che il punto settimanale con la stampa del presidente veneto Luca Zaia non si focalizzasse sulle pesanti accuse del senatore UDC Antonio De Poli, che l'ha accusato di aver mentito sul nuovo ospedale di Padova, per il quale non ci sarebbe menzione nelle opere da finanziare al Ministero. Noi non raccontiamo bugie, a differenza di chi fa politica siamo chiamati ad amministrare e l'ospedale di Padova è una realtà nella quale noi stiamo investendo, lavoro anche di molte persone che non sono sotto i riflettori ma che quotidianamente stanno lavorando perché questo ospedale si possa realizzare. Ma allora come mai quella risposta arrivata a De Poli dal direttore generale del Ministero? Stiamo parlando di una lista finanziata nel 2008, che è una lista chiusa, da allora il governo non ha più finanziato nulla. Come posso io comprare il panettone che userò fra 3 anni con i soldi che mi danno oggi? Va male e basta, perché è impossibile, tecnicamente è impossibile. Quindi con un progetto pronto dal 30 ottobre scorso soltanto, il nuovo ospedale può entrare nelle opere da finanziare in futuro. Pagandolo come? Noi speriamo ancora nell'articolo 20, se dopo 3 anni il governo si decide di finanziarlo. Oppure su altre forme di investimento, penso alla Cassa Depositi e Prestiti, penso all'indebitamento presso le banche, oppure parte dell'indebitamento totalmente presso il progetto di finanza, che significa dai privati. Altra accusa del senatore UDC a Zaia e alla sua giunta. State penalizzando la sanità padovana a vantaggio delle altre province venete. Il Policlinico Universitario di Padova rappresenta l'eccellenza, la vera eccellenza del Veneto, visto considerato che il cuore pensante, il cervello della sanità del Veneto lo riconoscono tutti e nasce su Padova. E senza togliere nulla alle altre dimensioni universitarie o meno, però sappiamo che la storia dell'università, della facoltà di medicina di Padova è una storia che ha anni e si perde nella notte dei tempi.